Quindi suonavi progressive all'inizio? Sì, progressive, techno, quello che sentivo per radio Ma come mai fondamentalmente. la tua attenzione è gravitata verso la techno o la musica di questo tipo, Al- piuttosto che, non so, downbeat and hip hop or Allora, rap or any other... mio papà aveva questa colonnetta di musicassette, Sì? ok? Dove in mezzo c'era un po' di tutto, dalla musica italiana a classica, pop, diciamo, anche qualche cassetta di liscio, lui è sempre stato appassionato di liscio, c'erano i Pink Floyd, poi ho portato anche un vinile di Pink Floyd, che ascoltava tantissimo, ascolta tuttora i Pink Floyd. Però a un certo punto mi colpisce questa cassettina, c'era scritto The Rockets, era arancione, fluid, erano i Rockets, il gruppo Nice. francese. Yeah. Io non avevo la minima idea di chi fossero, prendo la cassetta, la metto dentro, parte una traccia a caso, perché poi le cassette, sai, Dipende da erano... dove rimanevano. Esatto. A che punto E, rimanevano? e partono queste canzoni, poi le due più famose, Galactica e All the Road Again, e mi colpì tantissimo questo uso dei vocoder che utilizzavano loro, queste voci elettroniche mixate poi a batterie acustiche, perché comunque a quell'epoca si utilizzavano sia strumenti digitali, quindi sintetizzatori, drum machine, però anche tanta musica analogica, chitarre, bassi Erano i primi analogici. anni dei synth, quelli lì, Sì, sì, dove cominciava a loro uscire un po' di musica erano, prodotta. diciamo, Mm. arrivarono un po' dopo forse ai Kraftwerks in Yeah. America, in Germania, però era quel filone lì, no? Synth pop, Pionieristico, sì, erano degli esperimenti sperimentale. di musica elettronica. Mi colpì tantissimo, questo proprio soprattutto l'uso dei vocoder, sentire una voce che non era normale, non era la voce naturale, ma era filtrata da uno strumento elettronico, quella cosa lì mi fece venire, guarda, già adesso a parlarne, mi Che fece venire la bello. pelle d'oca. Poi, sempre ascoltando i vari programmi, un altro disco che mi ricordo molto, che comunque a oggi può essere considerato anche un po' pop se vogliamo, degli Snap, Oh my God, Rhythm Rhythm is a of the Dancer. Dancer, sì, Yeah, aveva la che copertina nera col quello serpente fu, così, con... sì, fu uno dei primi, perché poi, dicevo adesso, no, mio papà era appassionato, lo è ancora, di liscio, Yeah. e i miei a quel tempo avevano fatto un corso per ballare, per imparare a ballare, quindi Grandi. andavano in discoteca, nelle varie discoteche qui del Trevigiano a ballare il liscio. E a quell'epoca cioè, andavamo di sabato sera e quindi c'era sempre Eh sì. una sala, c'era la sala liscio, poi c'era la sala disco, no? Yep. L'Odissea, mi ricordo l'Insieme, mi ricordo il Garden, tutte le varie discoteche, Diamantic, aveva una grandissima Diamantic, sala liscio. e quindi c'era sempre la sala discoteca. Io assieme ai vari amichetti, perché poi andavano sempre in gruppo con altre famiglie, con altri amici loro, eravamo tutti più o Bellissimo. meno alla stessa età, prendevamo e andavamo in discoteca, dove puntualmente dopo un po' venivamo sgamati, ci chiedevano, "Sì, ma i vostri genitori dove stanno? Sono di là, lì, cioè, ragazzi, beh, avevamo 10 anni, 12 anni, eravamo piccolissimi, ci vedevano subito che non dovevamo Bellissimo. essere lì, no? Loro ci venivano via, noi facciamo il giro largo, tornavamo dentro. E una delle varie canzoni che mi ricordo è proprio questa qui, che aveva sto giro di basso, era potente. E quella ti ha ipnotizzato, ti ha dato Sì, 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 l'iniezione, quel catalizzatore che ti ha fatto sì, scattare la sì. scintilla. Già, ripeto, già comunque ascoltavo molta musica elettronica, dance, progressive, già facevo appunto le cassettine, però tra i Rockets e gli Snap, ecco, se devo mettere un attimo un accento su quali sono quelle cose che mi hanno fatto proprio di wow, Wow. sono queste.